Numerosi musei, parchi e luoghi della cultura della regione siciliana che nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 aderiranno alle giornate europee del patrimonio, GEP, un appuntamento fisso promosso dal Ministero della Cultura per riaffermare la centralità del patrimonio artistico e del suo valore storico e identitario. L'iniziativa fu avviata nel 91 al Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea, che quest'anno avrà come tema Patrimonio in vita, riprendendo lo slogan europeo Living Heritage, scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai paesi aderenti alla manifestazione. 2 giornate insomma di visite guidate, iniziative speciali che vogliono essere un invito a riflettere sul patrimonio culturale e immateriale inteso come sinonimo di matrimonio vivo. Queste giornate, afferma l'assessore ai beni culturali Scarpinato, aggiungono un prezioso tassello alle numerose iniziative messe in campo dalla Regione per accrescere e incentivare la fruizione dei nostri siti e soprattutto per avvicinare i giovani all'arte. Nelle 2 giornate sarà possibile accedere ai luoghi di cultura con orari e costi ordinari, mentre per quella straordinaria di sabato 23 settembre serale, che sarà di 3 ore, si pagherà un biglietto d'ingresso al costo simbolico di €1, escluse le gratuità previste per legge. Tra i luoghi segnalati ad Agrigento sarà possibile effettuare le visite al sito archeologico Vito Soldano di Canicattì, un'apertura straordinaria con l'inaugurazione dell'antiquarium e la presentazione del progetto di recupero e tutela paesaggistica che prevede l'espianto di un vecchio vigneto e l'impianto di un vitigno a bacca bianca da mostro. Domenica 24 invece andrà in scena l'Opera dei Pupi al Museo Griffo con ingresso gratuito per i bambini di tutte le età a cura del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino.